Taglio del nastro per la 55esima edizione del Salone dell'Alto Adriatico, che al Pala Expo Mar di Caorle anche quest'anno si conferma essere, per presenze e attese, uno dei principali punti di riferimento per gli imprenditori della ristorazione e dell'accoglienza del Nord-Est. 145 stand su 7.000 metri quadrati, 350 marchi aziendali rappresentati, 16 eventi collaterali programmati. La forza del Salone risiede proprio nell'equilibrio tra la qualità degli espositori e gli eventi, quale riferimento non solo per l'Horeca ma per l'intero comparto turistico. Scoprire le storie di grandi aziende e piccole produzioni di eccellenza. Anche quest'anno la richiesta di spazi per gli stand supera la disponibilità offerta dal Pala Expo. Al Salone per l'inaugurazione sindaci, assessori e rappresentanze della Regione. La fiera non è solo un interscambio tra fornitori e operatori del settore, ma è anche un momento di confronto tra gli operatori stessi e gli enti locali che poi li rappresentano sui tavoli più ampi, che sono quelli di Regione, Città Metropolitana e poi naturalmente il Governo nazionale.